La prima vittima del caldo torrido di queste ore arriva dopo la pausa pranzo. È un operaio cinquantenne trovato senza vita a Belfiore, in provincia di Verona. L'uomo, che lavorava in un'azienda agricola, sembra sia stato vittima di un colpo di calore. Il titolare dell'azienda aveva anticipato alle 12 la pausa pranzo proprio a causa del caldo, quando l'operaio è uscito dall'azienda per recuperare la bicicletta e si è sentito male. Sono stati chiamati subito i soccorsi, ma quando sul posto sono arrivati i sanitari non c'era più niente da fare. E proprio Verona è inserita tra le 14 città più calde d'Italia, temperatura record tra i capoluoghi veneti raggiunta alle 14 con 36 gradi contro i 35 di Padova, Treviso e Vicenza. Oltre un centinaio le chiamate al 118 in tutta la regione, decine i malori, in particolare a Treviso. Oggi abbiamo già registrato circa una decina di interventi a favore di persone con delle problematiche legate o direttamente all'esposizione al caldo o comunque legate all'esposizione al caldo e con l'accentuazione di malattie e patologie respiratorie o cardiache preesistenti. Intanto l'anticiclone di origine africana manterrà almeno fino a mercoledì il tempo ben soleggiato, con temperature al di sopra della media del periodo. Tra mercoledì e giovedì una fase di instabilità porterà rovesci e temporali sparsi dalla montagna in estensione alla pianura, tanto che la Protezione Civile ha previsto lo stato di attenzione idrogeologica per possibili temporali nella provincia di Belluno. Siamo sui 6-7 gradi sopra la norma e per quanto riguarda l'eccezionalità non è un termine che abitualmente usiamo, possiamo dire però che siamo in una situazione decisamente sopra la norma e anche dal punto di vista dell'ondata di calore diciamo che è una definizione che in questo caso quadra bene proprio perché siamo con temperature anomale e non in una singola giornata ma in più giorni. Quanto al resto di luglio è impossibile fare previsioni affidabili che vadano oltre i 3-4 giorni, ma qualche certezza fino al prossimo fine settimana c'è. Quel periodo di refrigeri di cui parlavo prima, dopo mercoledì sera, durerà quei 3 giorni, tanto che poi nel fine settimana ancora temperature in aumento, ancora situazione stabile fino all'inizio della prossima settimana.